Tra gli esempi di economia che cresce, quella legata al ciclo dei rifiuti. Paolo Barberi, vicepresidente Assoambiente. Sì, certamente il nostro settore, dallo sviluppo dell'economia circolare e dell'industria legata a tutta la gestione dei rifiuti, è pieno di nuove opportunità lavorative che vanno da quelle più semplici. Dall'incremento della raccolta differenziata nascerà l'esigenza di nuovi operatori, ma certamente ci sarà bisogno di grande lavoro per la progettazione, lo studio di nuove tecnologie impiantistiche anche per l'ecodesign. Bisogna progettare e realizzare bene perché i prodotti poi giunti a fine vita possano essere di nuovo riutilizzati o recuperati come materia. Quindi si parla sia di laureati, ma poi, ripeto, di tecnici che possano operare sugli impianti e di addetti che possano operare nel settore della raccolta differenziata. Ecco, quindi dall'inizio alla fine del processo. E per quanto riguarda il passaggio sugli impianti, dal vostro ultimo rapporto L'Italia che ricicla, che cosa emerge? Per quanto riguarda il recupero di energia da rifiuti, c'è una quasi totale presenza nel nord. Per quanto riguarda il recupero di materia, gli impianti sono diffusi un po' su tutto il territorio, con purtroppo ancora oggi una netta prevalenza del nord rispetto al centro-sud. Ma nonostante appunto la dotazione impiantistica non sia ancora pienamente sufficiente, l'Italia è il primo paese in Europa nel tasso di avvio al riciclo dei vari flussi di rifiuti. L'Italia è al secondo posto nel tasso di circolarità, quindi nella capacità di impiegare prodotti derivanti da recupero di rifiuti nella realizzazione di nuove materie. Il nostro è un comparto industriale indispensabile per lo sviluppo economico del Paese, in quanto siamo in grado di produrre nuova materia lì dove l'Italia è povera di materie prime storicamente, e siamo in grado di produrre energia sfruttando e valorizzando la parte dei rifiuti che non è più recuperabile come materia. Quest'ultimo spesso al centro di controversie. Il lavoro da fare di comunicazione culturale. Esistono dei comuni che dal recupero di energia dei rifiuti hanno ricavato benefici di carattere economico. Per quanto riguarda i singoli settori di recupero? Riusciamo a recuperare materia da tutti i rifiuti che arrivano a fine vita. Naturalmente tutti i settori sono condizionati dal mercato. La raccolta differenziata, il recupero di materia dai rifiuti e quindi la produzione di nuovo materiale è realizzabile solo nel momento in cui il mercato recepisce il prodotto derivante dal riciclo. Questo per tanti settori avviene in maniera spontanea. Ci sono dei settori in cui le risorse naturali ancora prevalgono rispetto ai beni riciclati. Ad esempio questo è il settore dell'edilizia e soprattutto delle grandi costruzioni infrastrutturali, dove ancora viene utilizzato tanto materiale vergine quando c'è una grande disponibilità di aggregato riciclato, quindi di materiali inerti che provengono dal recupero appunto delle macerie dell'edilizia o anche da altri processi. Parlo del settore dei rifiuti inerti in quanto per quantità è preponderante a livello europeo e a livello nazionale. In Italia produciamo ogni anno circa 68 milioni di tonnellate di rifiuti inerti contro circa 400.000 tonnellate di pneumatici o 150.000 tonnellate di tessile. Che cosa serve secondo voi? Perché il mercato parta c'è bisogno anche di emanazione dei decreti CAM, quindi criteri ambientali minimi, sia lo sviluppo degli acquisti verdi da parte delle pubbliche amministrazioni e sia la pubblicazione dei decreti di end waste, le norme tecniche che fissano i requisiti e le condizioni perché un rifiuto cessi di essere tale.